Guardi, il dato più significativo secondo me è l'aumento degli incendi, però questo l'abbiamo detto, è riferito perché abbiamo un grosso incremento degli incendi di vegetazione. Incendi di vegetazione è dovuto a una stagione molto secca, quindi caldo, stagione molto secca e quindi questo ci va a creare questo ulteriore problema, tant'è che il nostro tema del presepe che abbiamo poco fa inaugurato è proprio gli incendi di bosco, che è stata l'emergenza che purtroppo ha causato il maggior problema in tutta l'Italia. Poi un altro dato che ci deve far riflettere è quello dell'aumento anche degli incidenti stradali. Incidenti stradali che più volte abbiamo detto, abbiamo raccomandato alla gente di mettersi alla guida senza aver bevuto. Io più volte ho detto che bisogna buttare il telefonino sul sedile posteriore perché sono le cause maggiori degli incidenti stradali. E quando noi vediamo quegli incidenti come abbiamo poco fa purtroppo andato ad analizzare quegli incidenti di 4 vittime, di 4 ragazzi, questi veramente ti fanno male e torni a casa con quel sentore che non sei riuscito nell'intento del tuo lavoro, che è quello della salvaguardia dell'incolumità delle persone. Guardate, l'ho detto l'altra volta, la storia è quella di Silvia, un incidente che si è verificato a Carbonera nel mese di maggio. Silvia ha fatto una lettera toccante per i Vigili del Fuoco, dove li ha voluti ringraziare, dove ha detto che deve la vita, ai Vigili del Fuoco, perché in 40 minuti i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarla viva nelle lamiere contorte della sua vettura, dove era rimasta incastrata. Queste sono le cose più belle, le cose che gratificano il nostro lavoro. Qualche altra, visto che questa ce l'aveva già raccontata, Ce n'abbiamo, ma guardi, anche il semplice intervento che abbiamo fatto poco fa, ok? Dove noi sappiamo il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo avuto poco fa un intervento a Piazza Altinia dove un operaio si è sentito male, la squadra è intervenuta, è riuscita, cioè l'operaio è chiaro non è caduta dall'impalcatura, e quindi la squadra intervenuta ha messo in salvo, quindi ha imbracato questo signore che si è sentito male e con la barella l'ha portato giù. Questi è chiaro fanno bene. Un altro intervento a cui io ho sottolineato prima è stato anche quello dell'incendio a Fontane di Villorba. Perché sono particolarmente legato? Perché lì è stato un intervento molto complesso perché non siamo riusciti a intervenire dall'interno in quanto c'era un portone blindato chiuso, quindi non siamo in grado di aprire un portone blindato chiuso e c'era la persona ferita sul balcone, quindi in quei momenti ti devi preoccupare nell'immediatezza a portare in salvo la persona e quindi anche lì siamo riusciti a portarla all'esterno e queste sono le soddisfazioni più grandi del nostro lavoro. Quello che più mi preoccupa a me è la carenza del personale qualificato. Il personale qualificato è fondamentale nel coordinamento della squadra di soccorso. Allo stato attuale abbiamo una carenza di 26 unità che ammonta al 25% dell'organico reale previsto per questo comando. E quindi è chiaro che dobbiamo ogni giorno affrontare questa mancanza di personale, richiamando personale fuori turno. Dobbiamo anche ringraziare la nostra amministrazione che da questo punto di vista ci supporta con la possibilità di far richiamare fuori turno personale in straordinario, perché se noi non abbiamo un caposquadra non possiamo garantire la piena operatività della squadra. Guardate, queste forse sono secondo me le soddisfazioni più grandi di un comandante, perché io appena arrivato qui a Treviso mi sono trovato con dei fondi stanziati per la realizzazione del polo didattico qui nella sede centrale e per la realizzazione della sede di Oderzo. Per quanto riguarda il polo didattico ho visto che era in una fase iniziale, in una fase embrionale, seppur c'erano i fondi, e quindi mi sono attivato nell'immediatezza a fare una procedura di gara
per uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è fondamentale perché da lì scaturisce l'importo che è necessario per la realizzazione di questo polo didattico, e dopodiché sono riuscito anche a chiudere una convenzione con la provincia di Treviso, che ci fa da supporto sia nella fase iniziale, quindi dove dobbiamo affidare la progettazione del polo didattico, e sia nella fase quindi di affidamento dei lavori, e infine anche nella realizzazione dell'opera. Ovviamente la stazione appaltante e il RUP responsabile unico del procedimento devono essere individuati all'interno dell'amministrazione. Presumibilmente la stazione appaltante la farà la nostra direzione interregionale per il Veneto, e mentre il responsabile unico del procedimento sarà individuato all'interno del comando. Poi è chiaro che questo protocollo ci servirà anche successivamente per la sede di Oderzo. Vi dico subito, la sede di Oderzo, una prima istanza prevedeva l'individuazione in un'area diversa rispetto a quella che abbiamo ipotizzato in questi giorni, perché con il sindaco di Oderzo siamo d'accordo di fare una permuta. Noi avevamo l'ex caserma Zanusso, per intenderci, già assegnata ai Vigili del Fuoco. Abbiamo ipotizzato invece di fare una permuta sul Parco Stella, una zona vicino, diciamo, nella zona Parco Stella. Lì abbiamo analizzato anche i vari pericoli di esondazione, e il rischio, dobbiamo dire, che è similare a quello della caserma ex Zanusso. Quindi ho già mandato una nota alla nostra direzione centrale proponendo di fare questa permuta, quindi di cambiare l'area dell'ex caserma con l'area di Parco Stella, perché è in una posizione molto più comoda, in una posizione centrale, in una posizione già con una tangenziale, quindi un sistema viario di gran lunga migliore rispetto, diciamo, a quell'area individuata precedentemente. Siamo in attesa, una volta che abbiamo l'ok dobbiamo procedere con l'Agenzia del Demanio per andare a fare questa permuta. Già da domani tutta la cittadinanza di Treviso e dintorni è invitata a partecipare, proprio a vedere quest'opera che hanno fatto questi ragazzi. E ricordiamo quindi che è aperto tutti i giorni. Noi abbiamo messo una fascia oraria preferibilmente dalle 14 alle 19:30, ma non esclude la possibilità di venire anche di mattina, quindi tutti i giorni, da domani fino alla fine del mese di gennaio. Ricordiamo che eventuali, diciamo, offerte saranno devolute per l'associazione per mio figlio di Treviso. Comprare tutti impianti marcati CE, non andare a comprare le cose che costano poco, accertarsi che il collegamento elettrico avvenga, diciamo, su un'unica presa di corrente, non su una multipresa, perché una multipresa significa che si va a sovraccaricare quella presa elettrica ha un determinato assorbimento. Se noi la andiamo a sovraccaricare, a volte supera l'assorbimento supera il carico che può dare quella presa elettrica, e quindi si possono creare degli incendi. Qui dobbiamo stare molto attenti. Il fatto di andare a comprare impianti certificati ci garantisce che proprio l'impianto non costituisca pericolo di incendio per le persone all'interno della propria abitazione.